Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella Splash del vostro maledetto veneziano. Oggi parleremo degli angeli, ancora riprenderemo un po' il discorso degli angeli e queste entità, queste forze che hanno due facce, una faccia bianca e una faccia nera, una faccia alta e una faccia bassa. Ma cerchiamo di capire anche un'altra cosa, come chiamarli? Ma prima di fare questo, il vostro maledetto veneziano mi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegala, al canale YouTube del vostro maledetto veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi social dove abbiamo un gruppo in Face, Radionica Radiestesia e Teologia del Hermetismo, siamo più di 1460 amicizie e se non ti sei ancora iscritto i link sono sotto qui in descrizione. Invece se vuoi un consulto privato a pagamento, qui sopra il numero di telefono per contattarmi in Telegram per un consulto, 20 euro, 45 minuti. In più vi ricordo che qui sotto c'è il link per il sito capitano.intervista che ho fondato nel 2015. È un sito dove si possono trovare 20 ebook di radionica radiestesia, cioè circuiti radionici quadranti radiostesici, e ne hanno già scaricati di questi 20, circa 150.000. E il vostro maledetto veneziano ha regalato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici con tante istruzioni. Nel sito, che trovi sempre sotto in descrizione il link, per poter accedervi c'è anche una sezione shop dove si possono comprare ad esempio questo amuleto 150 euro più 10 euro di spedizione. È programmabile e ogni programma costa 10 euro in più. Bene, parliamo un po' di questa situazione che oggigiorno si è un po' allargata, no? La Chiesa di Stato a un certo punto ti metteva lì in chiesa o nel posto di culto a pregare questi angeli, poi non succedeva niente, anzi le persone più erano messe male, più pregavano queste cose qua, queste forze, più queste forze qua sembrava che fossero solo. Il problema di base è che queste forze che noi chiamiamo angeli dal 1100, 1600, dipendenza delle zone e delle regioni mondiali, no? Queste forme qui antropoformizzate, no? Hanno una doppia faccia e generalmente le persone quando le chiamano le invocano, lo ripeto, le invocano e non le evocano, sono due cose esattamente agli ambigui. Invocare vuol dire entrare, no? Della serie mandami luce colorata, mandami l'angelo Gabriele e non c'è nessun tipo di forza che contrappone, ad esempio, se ti arriva il lato oscuro dell'angelo, della forza. In sintesi, se una persona bassa e piena di problemi, no? Perché a un certo punto il suo karma gli fa affrontare certe situazioni pesanti, invoca un angelo, se è basso di vibrazioni, chiaramente non può attirare la parte alta dell'angelo, dello spirito, della forza, chiamatela poi come volete, non è che vi arriva giù la persona, la forza antropoformizzata con gli occhi azzurri, i capelli biondi alti 2,15 m, lucente, vi arriva giù esattamente lo specchio di quello che voi siete. E quindi c'è la differenza fra invocazione, che lo fa praticamente il 95% delle persone a livello mondiale, e il mondo si vede in che direzione sta andando. E poi c'è la evocazione. L'evocazione, prima di tutto, gli si dice: tu stai lì, io sto qua, no? Io ho bisogno di te, se tu sei quello che serve a me, cerchiamo di andare in giro assieme. Lo potete chiamare Arcangelo Gabriele, Arcangelo Michele, insomma, tutte le forze che voi volete. Però c'è sempre sia una simbiosi che un muro, no, che divide queste due forze, la forza dell'essere umano, no, con i suoi quattro elementi, dentro un cerchio di fuoco generalmente, un cerchio per terra, insomma, e la forza che sta fuori. Quando invece voi invocate in un social, in una chiesa, in un luogo di culto, invocate senza le protezioni, e siete messi male perché ha bussato alla vostra porta quella persona che si chiama Karma e vi sta portando una badilata di cioccolato, capite che cosa state chiamando? State chiamando il vostro specchio e magari arriverà giù con un fiocchetto. Sapete, alcune volte alcune materie, no? Materie di cioccolato, alcune volte certe forze le impacchettano con un bel fiocco, ve le danno. Voi pensate di ricevere il dono e dopo qualche anno vi arriva giù un'altra valanga di cioccolato. Allora il concetto è molto semplice.
Prima di tutto non si invoca mai, ma si evoca. E poi bisogna avere la struttura ideale per evocare. Perché voi chiamate sempre la stessa forza, però se voi siete messi nella condizione di evocare, vi alzate a livello energetico e allora potete comandare. Invece, quando voi siete lì a mendicare, state chiamando praticamente il vostro specchio, chiamatelo angelo, chiamatelo poi come volete, anche tornado, Hoover, chiamatelo come volete, ma a un certo punto voi state richiamando a voi ancora cioccolata, pensando che vi arrivi giù l'angelo colorato. Mm? Avete capito? Quindi gli angeli, queste forze, hanno i nomi perché sono stati tramandati dai cabalisti. Queste forze sono duple face, bianco e nero, basso e alto. Se voi le invocate e state giù di morale, vi arriverà giù una valanga ancora di cioccolato che si chiama karma. Invece, se voi le evocate, cioè gli dite tu stai lì se mi servi e io ho le capacità per riuscire a farti fare quello che voglio, allora andiamo d'accordo. Capite la differenza? E chiaramente questo non viene giù gratis. Bisogna studiare, bisogna stare lontano da certi gruppi che vi fanno fare degli agganci alle gregue e quant'altro. Beh, seguite le pile del vostro marietto che saranno belle chiare. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!